Prego, collega Cestari. Grazie Presidente, grazie ai colleghi, in particolare al proponente Roberto Bet per aver portato questo provvedimento in aula e grazie alla collega Simona Bisaglia perché ha permesso sul nostro territorio, quello del Polesine, una condivisione di obiettivi e di interventi. Adesso, al di là degli aspetti tecnici che sono stati già evidenziati dal proponente, mi preme evidenziare la natura politica e territoriale di questo provvedimento. Forse non tutti sanno, ma insomma oggi cerchiamo di evidenziarlo sempre di più, che quando si trova una giostra in giro per il mondo, non soltanto in Europa, proprio nel mondo, da qualsiasi parte del nostro globo terrestre, è probabile che la struttura o una parte di essa sia stata realizzata in Veneto ed in particolare in Polesine, nell'ovest del nostro Polesine, con persone, gente di confine, forse silenti ma tanto forti e davvero amanti del duro lavoro che poi si trova appunto in giro per il nostro mondo. Tra Bergantino e Melara c'è una tradizione che si tramanda da generazioni e generazioni di padre in figlio e che vede al centro dell'attività proprio le giostre. La nostra regione è particolarmente ricca di distretti, aree, zone artigianali che è impossibile talvolta elencarle e definirle nella loro completezza. Lo spettacolo viaggiante è uno di questi. Ci sono interi parchi giochi nei più grandi paesi del mondo, nati, pensati e realizzati qui. In queste zone, parlo sempre della parte più a ovest del Polesine, zona di confine, vengono anche realizzate le case per loro, le case viaggianti, camper di ultima generazione che davvero sono camper di lusso e vengono create davvero delle strutture con delle tecnologie assolutamente avanzate che davvero non tutti conoscono ed è un peccato. In particolare con la parte di questo progetto di legge realizzata per favorire l'accoglienza dei figli di coloro che realizzano spettacoli viaggianti, aumentiamo quello che è il diritto all'inclusione, perché è vero che queste persone sono accolte particolarmente, insomma il Polesine è un territorio particolarmente accogliente, ma dobbiamo secondo me anche creare una cultura che sia stabile su questo tema, una mentalità che sia stabile e concreta su questo tipo di accoglienza. Questo progetto di legge crea inoltre un importantissimo ponte, non soltanto dal punto di vista dell'inclusione, ma anche tra gli operatori, la comunità e gli amministratori. Ponte che fino ad oggi forse è stato un po' monco, un po' tagliato. Ecco che da questo momento in poi, grazie al voto di oggi, riusciremo a realizzare qualche cosa di più inclusivo, più stabile, più concreto anche negli equilibri tra amministratori e operatori. Per quanto riguarda l'articolo 6, insomma, volevamo assicurare sul fatto che anzitutto affidare ai comuni la possibilità di destinare le zone per l'installazione di questa struttura rende più stabile la difesa del nostro territorio, perché i sindaci e gli amministratori sanno perfettamente dove la tutela del territorio debba avvenire in maniera più concreta e più stabile, per cui di fatto diciamo che l'intento è proprio quello di dare a chi conosce meglio il territorio la possibilità di installare questo tipo di strutture in via temporanea. Sempre l'articolo 6 stabilisce insomma, un richiamo al fatto che proprio queste strutture debbano essere stabilite nella zona più centrale, evitando quelle periferiche, quindi di fatto stiamo condividendo un obiettivo e un progetto comune che deve essere portato avanti. Quindi grazie ancora per questa possibilità che viene data al Polesine, ai propri operatori, è un primato che davvero ci rende orgogliosi di essere rodigini, di essere veneti. Giusto discutere, giusto confrontarsi, è l'anima della democrazia,
ma davvero non va tolto assolutamente nulla, anzi va incrementato il valore culturale di questa norma, di questo progetto di legge tanto importante per la nostra terra e per il nostro Polesine. Ancora grazie. Grazie alla collega Laura Cestari.